12 ottobre 2013, Ospedaletto Euganeo. Ci troviamo a festeggiare 40 anni di Azove, il consorzio che raggruppa 150 produttori di carne bovina del Veneto in 7 province. Un fatturato in continua crescita, un messaggio importante perché l'aggregazione è vincente, vuol dire interloquire in modo univoco con la politica, con la pubblica amministrazione, vuol dire avere dei fornitori che danno garanzie, vuol dire certificazione di prodotto, di filiera, garanzia di qualità totale. Ma cos'altro significa? Lo scopriamo insieme in occasione di questi festeggiamenti, in occasione di questa giornata molto importante per i soci, ma non solo. Il messaggio che era da mandare agli allevatori del Veneto era quella dell'aggregazione. Come Azove in questi 40 anni ha raggiunto dei risultati soddisfacenti, si poteva sicuramente far di più e meglio, quello ci sta sempre, però non si voleva lasciare nell'indifferenza questo 40esimo e cercare di sfruttarlo per dare un messaggio a tutto il mondo allevatoriale. Azove si pone al centro come gruppo che può trainare e coinvolgere gli altri allevatori veneti e anche italiani. Un momento importante quello odierno, ma anche per fare il punto di una situazione e guardare avanti. Assolutamente sì, è una fase estremamente critica per il Paese e anche per il settore. Abbiamo sentito dagli interventi di questa mattina come ci siano diminuzione di capi, diminuzione di allevamenti che chiudono, però la nostra realtà si sta consolidando. 40 anni di vita non sono pochi e direi che questo traguardo è stato raggiunto proprio per le modalità di gestione e di operare della nostra organizzazione. Abbiamo un forte coinvolgimento dei soci che credono nella loro cooperativa, che partecipano attivamente al capitale sociale ma anche alle attività economiche, facendola diventare un prolungamento della loro attività imprenditoriale. Questo è un punto di forza che ci consente di gestire al meglio tutte le fasi della filiera agrozootecnica, ma ci consente anche di guardare al futuro con ottimismo e di andare a cogliere quelle che sono le sfide del momento difficile che oggi stiamo attraversando. Un momento significativo per Azove, ma non solo, un momento anche per l'agricoltura in generale e per il settore zootecnico. Sì, un momento di festa ma anche un momento di riflessione per capire in questo comparto molto importante per la Regione Veneto quali possono essere le strategie del futuro, che sono sicuramente l'aggregazione, il sistema cooperativo, la capacità di stare nei mercati internazionali, il reddito delle imprese agricole. Penso che da questa manifestazione, oltre che il festeggiamento per questi primi 40 anni, ci siano anche usciti spunti importanti anche per la politica regionale. Quanto può essere rilevante un'aggregazione, un consorzio di produttori in un periodo come questo? Non è rilevante, è indispensabile. Il futuro sarà solamente per le aziende agricole che arriveranno al mercato e le aziende al mercato da protagonisti ci arriveranno attraverso strutture aggregate che sappiano mettere insieme la produzione, che sappiano innovare, che sappiano guardare i mercati nuovi, che sappiano andare nella direzione anche di quello che il consumatore chiede e quindi non ci sono scorciatoie. La produzione agricola italiana deve aggregarsi, deve mettersi insieme per poter elaborare strategie e essere competitiva e protagonista nel mercato domestico e nel mondo.